Ben ritrovati dalla redazione. Modificata l'ordinanza sindacale che limita gli orari di apertura dei locali in determinate zone della città di Trieste. Il divieto a chi circola in zona di consumare e detenere alcolici e bevande in contenitori di vetro viene revocato per la cosiddetta zona 1 da Piazza Verdi al Molo Audace a partire da oggi. Vengono inoltre ridefiniti i perimetri delle altre zone in cui l'ordinanza sarà valida. La zona 2, che va da Piazza Libertà a Piazza Oberdan, non comprenderà più via Galatti, ma includerà via 24 maggio, mentre dalla zona 3, da Piazza Goldoni a via Donadoni, viene escluso viale D'Annunzio. Dove l'ordinanza è ancora valida, il divieto di riapertura viene anticipato alle 5 invece che alle 6. Le modifiche sono state attuate in una chiave di maggiore apertura e alla luce delle evidenze riferite al primo periodo di applicazione in relazione alle esigenze di erogare dei servizi a coloro che svolgono attività lavorative nelle prime ore della mattina, ha spiegato una nota del Comune. Rimane attiva l'ordinanza prefettizia relativa alle zone rosse. Fumata nera al tavolo ministeriale per l'avvertenza flex. I sindacati in una nota congiunta parlano di sgradita sorpresa in riferimento all'assenza della multinazionale americana che non si è presentata all'appuntamento con il ministro Adolfo Urso e le sigle sindacali. La flex ha dichiarato di essere ormai defilata dalle vicende del sito di Trieste, scrivono i sindacati, che hanno poi sottolineato come la soluzione Fair Cap, il fondo tedesco che potrebbe rilevare l'azienda, ha illustrato un piano industriale assolutamente generico, privo di numeri e pieni di buoni intenti. Cronaca ancora, i finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno scoperto in una pizzeria della provincia 3 lavoratori in nero. Il titolare è stato sanzionato amministrativamente con la maximulta fino a 16.500 euro e per la sua attività è stata proposta la sospensione per aver impiegato risorse irregolari in misura superiore al 10% di quelle regolarmente assunte. Ancora 5 ricorsi al TAR pendenti da parte del Comitato Nuovo Via Trieste, dopo che 2 sono stati accolti e 1 rifiutato. Sono le cifre aggiornate quando in una conferenza stampa William Starz, portavoce del movimento, ha rivelato l'aggiunta di 2 ulteriori ricorsi. Starz ha dichiarato che 2 dei procedimenti pendenti sono stati presentati da associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale e 3 da residenti, alcuni dei quali assistiti anche finanziariamente dal gruppo che rappresenta. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo in prevalenza coperto, al mattino non si escludono piogge deboli sulla costa e sull'Isontino, verso sera possibili deboli precipitazioni sparse su tutta la regione, con quota neve a 1200-1400 metri, possibili foschie o nebbie sulla pianura e nubi basse sul Carso. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 4 e 7 gradi, sulla costa fra 7 e 10, le massime ovunque fra 9 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.